sembra passare l'idea che anche nei lavori privati, tutte le aziende perlomeno che eseguono lavori privati debbano avere un'iscrizione in SOA. Per quali lavori? Per i lavori si dice superiori ai 516.000 euro e per tutte quelle opere che comunque sono finanziate dal pubblico. O per tutte quelle opere, come finora già ne sono state fatte tante, che sono relative ai bonus fiscali. Ecco, si dice che per tali opere, se le stesse sono superiori ai 516.000 euro, sono indispensabili queste iscrizioni. Noi come ANCE è da un pezzo che speriamo che questo possa succedere, anche perché sinceramente non vediamo una grossa differenza tra quello che può essere un lavoro eseguito o uno stabile fatto per una pubblica amministrazione o uno stabile fatto per un nostro amico, no? Le costruzioni sono identiche e quindi dovrebbero rispondere a determinate caratteristiche e soprattutto dovrebbero essere eseguite da persone che hanno le medesime qualifiche. E in effetti, se così fosse, probabilmente non saremmo incappati anche in queste lavorazioni per quanto riguarda i bonus facciate in operazioni mal eseguite e a volte anche in una sorta di situazioni spiacevoli, perché si parla di furti, di opere no, così rubate proprio come soldi perché incassati, non eseguiti. Ecco, tutte situazioni di cose che sicuramente non appartengono a tutte quelle imprese che ci tengono a rispondere a delle esigenze di carattere anche, oserei dire, etico-comportamentale, no? E questo in vista anche di questa grande quantità di opere che dovrebbero uscire finanziate dal PNRR. Probabilmente avremmo un abbassamento delle opere di cui è il 110, perché l'abbassamento è il 90% e qualche, come si può dire, qualche situazione un po' più restrittiva a carico dei committenti porterà a non avere più questa vivacità come è stata tutt'oggi, però insomma le opere del PNR porteranno ancora lavoro da fare e quindi ritengo che sia indispensabile che le nostre imprese abbiano questa attestazione SOA, che tutto sommato vorrebbe dire dimostrare, per esempio, che hai una regolarità contributiva, dimostrare che e garantire che non ci sono infiltrazioni mafiose, devi dimostrare le operazioni e le opere che hai fatto, devi dimostrare se hai dipendenti in forza, l'organico dei tuoi operatori, i mezzi, insomma, si dà l'idea di una certa situazione di impresa che senza questa SOA sicuramente non c'è. E io credo che ci sia veramente la necessità un po', proprio per non essere confusi, di qualificare un po' il nostro settore, perché è ancora, ahimè, troppo facile spacciarsi per imprenditore. Vai in Camera di Commercio, apri una partita IVA, prendi a noleggio un camioncino e probabilmente sei qualificato come impresa. Ecco, questa non è un'impresa e non si diventa neanche imprese sommando 2 o 3 situazioni del genere. Ecco, quindi deve essere chiaro che la costituzione di un'impresa deve passare attraverso questi concetti. Se vogliamo poi essere anche credibili e se vogliamo comunque onorarci perlomeno di essere quei famosi costruttori che noi sottolineiamo voler essere, non tanto come costruttori solo di pace, che non sarebbe male, ma anche insomma di una bella Italia e di un benessere.